Ed eccoci a una salvia colorata. Questa che vedete qui giù è una salvia che ha le foglie violette. Che tipo di salvia è, Sauro? Viene chiamata comunemente salvia rossa o salvia atropurpurea, salvia officinale, varietà rosso-purpurea. È un'altra salvia molto decorativa, ornamentale, rigogliosa, vigorosissima, perché in pochissimo tempo le dimensioni dei cespugli e dei caspi raddoppiano, triplicano, diventando anche molto esuberante nel tempo. Si occorre contenerla, potarla, aver coraggio di potarla drasticamente e così si mantiene perfettamente. Durante l'arco dell'anno le sue foglie virano, cambiano colore dal verde al rossiccio al porpora, a volte possono essere più verdi, altre volte più rosse. Questo è un comportamento normale della piantina. Non fa fiori, oppure fiorellini ma poco importanti, poco appariscenti, non interessanti. Quello che interessa in questo caso è proprio il colore della foglia. Anche la foglia si può mangiare, è commestibile, è edule, decorativa quindi sia alimentare che decorativa, un'altra selezione. Anche questa è sterile, è ibrido, quindi va propagata gamicamente. E allora, visto che abbiamo parlato di propagazione agamica, adesso lasciamo qui il campo, lasciamo l'aperto, andiamo in serra, perché io provo ancora una volta a creare una piantina di salva attraverso propaggine. Sì, possiamo provare a propagare propaggine o talea, vediamo quale c'è più consono nella giornata. Perfetto, quindi venite con me. Pronti? Non siamo andati in serra, ancora non ci siamo andati, siamo venuti ai cassoni dove ci sono diverse piantine che stanno crescendo. Qui vediamo la salvia e adesso assieme a Sauro procediamo all'operazione che farà sì che noi da qui riusciamo a portare qua dentro al vasetto, lo vedete? Sì, è abbastanza grande, la nostra piantina di salvia. Quindi facciamo la propagine. Facciamo una divisione di cespo questa volta, una propagazione per divisione di cespo. Quindi qui abbiamo la nostra salvia, che è un po' quella salvia che abbiamo visto solo per le frittelle, per fare le frittate, quindi sono foglie molto grandi, quindi iniziamo già a vederla con le foglie più sviluppate, più grandi, sia in lunghezza che in larghezza. Prendiamo una piantina tipo questa, proviamo ad estirparla dal terreno, perché eccola qua, vediamo un pochettino, e visto che questo è un bel caspetto, una bella pianta, ben formata, una pianta giovane, possiamo provare a vedere di dividere più piantine, ricavare più piantine dall'unico caspo. Andiamo a cercarci i rametti sotto i fusticini, tiriamo un poco ed ecco che si staccano facilmente anche tutte quante le radichette, le barbatelle che sono sotto, si divide il caspetto per bene, tiro un po' più con forza e qui ho ottenuto una nuova piantina. Quindi abbiamo da una pianta unica ottenuto due piante. Potremmo, se volessimo, qui si vede abbastanza bene, questa potrebbe essere una piantina, dividerla ulteriormente, questa è un'altra piantina. Potremmo accontentarci anche di avere una pianta sola da questo caspo e la interiamo nel vaso. Prendo quindi un poco di terra, andiamo a recuperare un po' di terra dal nostro bancale, quindi più o meno la stessa che c'era anche prima in mezzo alla piantina. Ecco qua sotto, prendo quindi la mia pianta, ne ho messa troppa, ecco qua, aggiungo nuova terra in tutto intorno, stringo bene, visto che adesso il terreno è anche abbastanza asciutto, cerco di schiacciare bene attorno alle radici la terra in modo che facciano bene atterrito, bene a contatto e la pianta possa così rapidamente attecchire e riprendere la propria vegetazione. Nel frattempo io sono stata invasa da qualche insetto che mi sta camminando attorno, ma insomma voglio dire, siamo in campagna, tutto sommato. Ecco qua, questa potrebbe essere la nostra nuova piantina, quindi da un caspetto abbiamo fatto un'altra pianta, l'altro sarà da preparare dopo, abbiamo stretto un po' il terreno, abbiamo tenuto un pochettino bassa la terra dal livello del vaso, così possiamo bagnare, adesso andremo a bagnare subito in modo che la terra assorba, l'acqua vada a bagnare per bene tutto il nostro substrato e la pianta senta il fresco e possa così ripartire a vegetare. Non sarebbe male cimarla tutta, in questo modo ridiamo nutrimento alle radici, facciamo lavorare maggiormente le radici. Oppure, semmai i primi giorni la teniamo all'ombra, in modo che il sole non la faccia flosciare eccessivamente e poi prenderà tranquilla come
niente fosse, anche se un po' di pane di terra è rimasto attorno alle barbatelle, non era completamente a radice nuda, una piccola parte di radici invece erano scalzate, ma non dovrebbe avere nessun problema. Per sicurezza la mettiamo un po' a mezz'ombra, che così riesce a ripartire facilmente. Adesso andiamo magari ad annaffiarla un po' e Sì, a stagliuzzare le foglioline. cuciniamo un pochettino. Questo potrei farcela anch'io. Proviamo. Ed eccoci, riconoscete questa piantina? È quella che abbiamo appena creato dividendone un'altra che era nel cassone. Ora siamo in serra assieme a Sauro che continua l'operazione affinché la piantina sia pronta per essere allevata, cresciuta. Prima la annaffiamo. Andiamo per bene, facciamo in modo che la terra assorba tutta l'acqua, la faccia scendere fino in basso, adesso lentamente dovrà scendere in modo che vada a bagnare, come dicevamo prima, tutte le radichette. Un pochettino col vento e col caldo che c'era fuori, le foglie sono un poco afflosciate, tanto che tutto assorbe, possiamo intervenire facendo un piccolo taglio alle cime. Spuntiamo le nostre foglioline. Ecco qua, così la pianta ripartirà con le foglie che sono sotto e riprenderà a lavorare pianino pianino. Quelle Queste che sono avanzate le mangiamo. si possono utilizzare, si possono friggere, fare le nostre frittelle di Guardate qua salvia. come viene grande la frittella di salvia con una foglia così. Hai Molto voglia bella. mangiare, ci mangia una famiglia con una frittella del genere, no? È una bella frittella, sicuramente. E qui vediamo le foglie di salvia, sempre questa salvia foglia maxima, come la chiamano, salvia foglia larga, che stanno crescendo, le foglione piccole, stanno formando, man mano che sviluppano, foglie sempre più grandi, più Questi belle, vigorose. buchetti qui cosa sono? Sono state piccole larve che se la sono rosicchiata, se la sono mangiata. È ancora commestibile una fogliolina? Sì, Così? sì, certo, ha il buco, però non vediamo sotto, è sana, non c'è niente. Perché molte volte anche nella frutta, se noi vediamo il bucanino, almeno io vedo il bucanino e dico no, questa no, scarto. Sì, si tende a scartare perché è meno bella da vedere, però si toglie dopo quando si apre la frutta, l'animaletto, l'insettino, quello che è, tutte le parti che non sono buone, e l'altra polpa è commestibile, si può mangiare. Allora, qui in serra vediamo questa salvia, quella dalle foglie grandi, poi Qui qua accanto c'è l'altra salvia officinale, quella classica che abbiamo visto in campo, quella con le foglie più piccole e più strette, quella che ha un impiego maggiore ad uso officinale, ad uso erboristico, farmaceutico, oppure chiamiamola ancora la salvia da cucina che usiamo, che coltiviamo normalmente. per i tortelli, Per i insomma. tortelli anche, esatto, possiamo usare anche quest'altra con le foglie più grandi, ma questa va benissimo, è quella che nella nostra cultura è stata molto spesso diffusa, divulgata, trapiantata e coltivata da tenere in casa. C'è differenza di sapore tra questa salvia e quella? Beh, questa qui deve essere sicuramente molto molto più profumata, ma sono molto simili. Tutto sommato, le differenze sono, per queste due specie sono minime, molto molto ridotte. Le differenze sono con le altre varietà, con le altre specie di salvia, alcune in particolar modo sono poco profumate. C'è una salvia addirittura che non ha nessun profumo, la foglia, ma profuma solo il fiore, l'infiorescenza. È una salvia che non è più perenne, ma è ciclo biennale, si chiama salvia sclarea o sclarea semplicemente. In Piemonte, ad esempio, la chiamano anche salvia moscatella. È un'altra specie molto grande, molto rigogliosa, con un'infiorescenza blu, violetto, bianco, violaceo, profumatissima. Ricorda un po' questo aroma del moscato. Foglie enormi, grandi, possono essere 20-25 cm di lunghezza per 14
15 di larghezza, veramente molto molto grande, non profuma la foglia, ma solo il fiore, ripeto. Oppure ci sono delle salvie invece che non hanno nessun odore, ma sono solamente colorate le foglie, neanche il fiore è piccolino, poco appariscente, bianco, ma veramente molto minuto. Invece si colora man mano che la pianta cresce, che sviluppa, le foglie, gli absidi delle foglie possono essere violetto, possono essere color porpora, possono essere bianche, sfumature di varia tipologia, non ha odore, e questa ad esempio è una pianta a ciclo annuale, si chiama Salvia orminum, e tante altre, ce ne sono un'infinità. E allora iniziamo a fare un po' di riassunto, perché qui oggi al Giardino delle Erbe Augusto Rinaldi Ceroni abbiamo scoperto un po' di segreti della salvia. Intanto abbiamo scoperto che esiste una salvia all'ananas, che sinceramente così di prima acchito salvia e ananas secondo me non aveva niente a che fare l'una con l'altra, invece venendo qua ho scoperto che esiste questa piantina le cui foglie profumano veramente di ananas, che ha un sapore diverso rispetto a quello della salvia normale. Poi siamo passati a parlare proprio della salvia officinale, quella classica, che è questa che vedete qui, così di un bel verde acceso con le foglioline di dimensione media, direi. Questa è la salvia che si usa normalmente in cucina per i tortelli burro e salvia, piuttosto che per aromatizzare anche gli arrosti. Mia mamma sbatte la salvia a destra e a sinistra, io non la posso mangiare, cioè non mi piace proprio. E vabbè, mamma, te l'ho detto, adesso chissà se l'hai capito. Quando parleremo dell'alloro farò una supplica proprio in ginocchio, ma in attesa dell'alloro, di cui magari parleremo sotto le feste. Intanto abbiamo scoperto, mamma, non mi piace la salvia. Poi abbiamo scoperto anche questa salvia di cui abbiamo fatto una piantina, abbiamo creato una piantina, questa salvia che è la salvia che si usa normalmente per fare la salvia fritta alle frittelle. Differenza tra questa salvia rispetto a quella classica è anche l'intensità del sapore. Entrambe in realtà si possono friggere, quindi mamma, se me la friggi me la mangio perché fritto è buono tutto, ma diciamo normalmente da noi in cucina si usa quella officinale. Abbiamo detto anche a proposito di quella officinale che ha molteplici usi, dal vecchio dentifricio naturale, ci si strofinava una foglia di salvia in bocca, fino a preparati che possono avere diversi impieghi. E poi abbiamo visto la salvia colorata, l'abbiamo vista fuori in campo, una salvia che aveva le foglioline sul violaceo, che Sauro ci ha spiegato durante l'anno virano dal violaceo fino al rosso, fino a colori ancora più tenui. E questa è un'altra tipologia ancora di salvia, ce ne sono tantissime. Qui al Giardino Augusto Rinaldi Ceroni quanti tipi di salvia avete? Penso siano almeno una decina, ma sono poche rispetto al numero grande di salvie che si trovano coltivate, spontanee e selezionate. E allora a questo punto non vi rimane che accendere il forno, assicurarvi che i vostri invitati a cena non siano come me restii alla salvia, e cacciarla in forno assieme all'arrosto. Se come me sono restii alla salvia, provate a propinargliela fritta, vedrete che la mangiano. Ciao! Ormai avrete capito, ci siamo specializzati un pochino nelle ricette rapide e veloci. Anche quella di oggi sarà quella dell'ultimo momento. Andremo a preparare del pollo, quindi avremo delle fettine di pollo e della salvia, quindi pochissimi ingredienti, un po' d'olio, un po' di sale e basta. Andiamo a prendere le nostre fettine di pollo, che potete già farvi tagliare direttamente dal macellaio oppure con un petto tagliato anche a mano normalmente, non è molto difficile, diciamo. Andiamo a creare delle striscioline. Queste striscioline di carne andremo ad alternarle con anche delle striscioline di salvia, perché la salvia quasi tutti, diciamo, la lasciano in foglia per poterla togliere. Noi invece andremo a fargliela proprio mangiare. Andremo a stagliuzzarla in mezzo, perché la salvia salvatrice, appunto, si dice che è migliore della mela. Una mela al giorno toglie il medico di torno, però un po' di salvia al giorno fa rimanere sani per tanto tempo. Quindi noi andremo a curarci e a controllare che sia vera questa credenza. Andiamo a mettere un pochino d'olio in una pentola e andremo a mettere proprio insieme salvia e pollo, un pizzichino di sale,
accendere il gas conviene. Comunque qualcuno di voi dall'altra parte del video starà già pensando: sì, vabbè, ma che cosa ci vuole a fare un pollo poi con la salvia? Non è poi così complicato, la può fare chiunque. Infatti, comunque sono ricette che possono fare chiunque, ma anche qui per farvi mangiare la salvia ci sarà il piccolo trucchetto alla fine. Lo mescoliamo bene in maniera che la carne si insaporisca con la salvia. Una volta che i nostri pezzetti sono cotti, andremo a toglierli dalla padella per metterli in un piatto. Come dice mia nipote, i serpentini di pollo. A questo punto proseguiamo un attimo la cottura della salvia. E a questo punto andremo anche ad attentare alla vita del nostro cameraman. Mi sta guardando molto male il nostro cameraman. Perché andremo a sfiammarla. A questo punto, bella brustolita e croccantine, andiamo ad appoggiarla sui nostri petti. E siamo giunti al termine anche di questa puntata. Vi ricordiamo come sempre di seguirci sulla nostra pagina Facebook e sui nostri canali YouTube, ma prima di salutarci vi anticipiamo quella che sarà la tematica trattata nella trasmissione di domani, la trasmissione dedicata al mondo interessante e ostico delle tecnologie, live in compagnia del nostro esperto Giuseppe Valentino. Dunque domani si parlerà del rapporto con le tecnologie e di come ci possiamo divertire con le tecnologie, in particolare della TV su smartphone, e poi si parlerà di un oggetto che oramai si trova in tutte le nostre abitazioni grazie ad internet, il cavo di rete, e poi infine le cose da non fare su YouTube. Dunque un argomento difficile, ostico, ma comunque molto interessante, non mancate.